Buongiorno, mi trovate a fare il letto perché oggi si parte per il mare e non vi ho detto il periodo preciso, infatti voi questo video lo vedrete dopo, quando sarò già tornata. Sai che la mamma oggi parte, Pepe? La tristezza. Quindi sì, oggi si parte e allora, letto fatto, ok. Sto ancora sistemando tutta la roba, la mia valigia devo rifarla perché devo organizzarla meglio. Ho fatto la lista delle cose che devo ricordarmi di fare prima di andare via di casa, ovviamente. E c'è una mosca. Panna si prende un po' di sole. Guardi come così bella il sole. Sei una principessa. Non è un bacino. Quindi ho un po' di caos. Qua c'è biancheria, e i due detersivi. Poi qua ho anche un altro detersivo e ho tutta la roba della cucina. Ho deciso che mi porto anche la verdura che mi è rimasta in frigo, me la porto dietro nella borsa piccola, quella a frigo, e ci metto anche quei cosi che ho nel freezer, quelli apposta per tenere il freddo, ecco, quei cosi là, e dovrebbe arrivare a Jesolo, insomma, abbastanza integra la verdura, non lo so. E vabbè, niente, quindi questo è tutto, ci aggiorneremo più in là con la giornata perché se mi fermo mi perdo e mi sono già abbastanza persa in questi giorni, quindi vado avanti con le mie cose. Ok, sono rossa perché ho caldo, siamo in autostrada, appena entrati adesso perché ci siamo dati il cambio, ho guidato fino al Pian di Vedoia, quindi all'inizio diciamo dell'autostrada e niente, adesso c'è lui che guida, bravo. Appena fatta spesa al Lidl perché io ero convinta ci fosse anche l'Eurospin, invece l'Eurospin non c'è. Adesso devo stare attenta a non sbattere la porta sulla macchina. Stavo constatando che sono già piena di becconi, ma cioè entrando nel Lidl, ma con tutta la gente che ci gira forse è una cosa un po' normale. Cioè guarda questo come ha parcheggiato. C'ha il camper lungo 20 metri e occupa praticamente un casino di parcheggio. Va bene. Ah sì, perché qua bisogna fare il giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. No, modalità vacanza. Comunque abbiamo fatto un po' di spesa, non tanta roba, giusto per avere qualcosa, poi domani torneremo per prendere il pane. Vedi che è uscita. Sì, hai sbagliato, vabbè, non importa. È vero, un po' messo, un po' avevo le macchine un po' vicine. Sì, no, la gente non è molto brava a parcheggiare, c'è da dire. Ma guarda che c'è anche il parcheggio interrato, 120 posti comodi c'è scritto qua sotto. Madonna, dopo c'è l'ascensore che ti porta Wow! su. E non siamo mai andati. Va bene, dai. Devo andare nel parcheggio interrato. Se vuoi ti porto in spiaggia domani. In spiaggia sì. Beh, ecco, tristezza, quest'anno non abbiamo fronte mare, nonostante io l'avessi richiesto. Ma secondo me se l'è dimenticato e l'ha prenotato altra gente. Perché io gliel'ho richiesto a febbraio e lei mi ha detto me l'ha richiesto ancora prima di Natale, mi hanno prenotato quel posto, ma non so quanto crederci sinceramente. Crediamoci, comunque avremo la quarta fila, quindi siamo lì, Si è dai. fatta perdonare, dai. Non è tanto distante alla fine, ma insomma era meglio fronte mare. Prima si è fatta Ovviamente non avevi perdonare. nessuno davanti, ma sì, si è fatta perdonare. Ah sì, perché dentro la borsa della biancheria ha messo dentro una bottiglia di prosecco, cos'è? Di vino. Prosecco. Di prosecco, ecco. Si è fatta perdonare così, anche se noi non beviamo, ma che ne sa lei, che ne sa. E quindi adesso andiamo a scaricare
caricare e portare su in mansarda la spesa, e non c'è l'ascensore, quindi tutta salute questa volta, cioè questa volta, anche quest'anno tutta salute, sì, per forza. L'anno scorso, solo a pensare che ero andata lì a fare la spesa e mi ero portata su una borsa con un'anguria, un melone e non so che cos'altro che pesava, io veramente ero arrivata a casa morta l'anno scorso. Vabbè, dai, quindi ho già iniziato a pulire, mi manca il pavimento e da fare il letto. Il bagno l'ho pulito, la cucina anche, perché io non mi fido delle pulizie degli altri e in effetti faccio bene, perché era sporco e quindi voglio pulire anche il pavimento, perché sinceramente mi fa un po' schifo. Allora faccio la... cosa devo fare? Faccio il video... Devo aprire il cancello! Devo aprire il cancello! Eccoci, adesso devo anche chiuderlo però. Sono contenta che no, non ce la posso fare. Mi abbiate scritto tutti che si vede tantissimo la differenza nei denti, si vede tanto, la vedo anch'io. Cioè adesso si vedono anche i denti dietro, quando prima non si vedevano. Quindi vuol dire che si sta spostando bene la dentatura. E niente, sono contenta insomma che anche voi abbiate visto questa differenza in meno di un mese di apparecchio. Quindi bene. Adesso aspetto con ansia il luglio per metterlo sotto e nient'altro. Adesso metto via la spesa, che ho appena fatto il video spesa anche. Buongiorno, adesso andiamo un attimo al Lidl, che dobbiamo prendere ancora delle cose. È andato a prendersi gli occhiali in macchina. Non abbiamo dormito bene, primo perché non è il letto nostro e secondo perché, cioè io avevo i tappi, mi sono svegliata lo stesso perché c'era un bambino che piangeva di fianco, cioè non so che ora è mattina presto, ma io non so che ora fosse. Forse erano le 2, non so. Ma un casino che mi sono svegliata anche coi tappi, quindi. Eccoci, è pomeriggio, sono le 3, non mi ricordo, 3 e qualche minuto, insomma, forse 3 e un quarto. Siamo finalmente in spiaggia, perché sono stata con mia mamma al telefono tipo 38 minuti e quindi. E non ci vediamo da ieri pomeriggio, quindi. E niente. Quindi poi ho lavato i piatti e è venuto tardi. Adesso andiamo fino all'acqua, visto che non ci siamo ancora andati. E niente, abbiamo trovato un posto libero qua dietro, praticamente in quart'ultima fila, ma meglio di niente insomma. Da domani avremo il quarto posto, quindi la quarta fila, come vi ho detto. Bomba, andiamo in acqua. No, in acqua no. Un po'. Oh, l'acqua è pulita, stranamente no, dipende dai giorni, comunque è bella pulita e trasparentissima.
Vaffanculo chi dice che a Jesolo l'acqua è sporca, fa schifo. No, non sarà quella della Sardegna, della Puglia, di altri posti, però non è sporca, cioè c'è poco da dire. Comunque non mi fido molto a stare qua col telefono sopra l'acqua, ma solo per il momento, perché dopo lo riporto via. È una conchiglia? No, un rimasuglio di granchio forse. Comunque è una bella giornata, un bel pomeriggio. È ventilato ma si sta da Dio. Cioè non è caldo afoso, si sta proprio bene. Cosa fai? Non è mica normale. Ma nessuno è normale ormai. No, non mi schizzare col telefono. Sarà anche impermeabile, ma non so quanto sia vero. Va bene. Poi lo lascio in custodia lui il telefono, io vengo qua in acqua. Non mi fido a lasciarlo lì da solo, incustodito. Il telefono parlo, Quanta fiducia dai. che ha, eh? Buongiorno, in ritardissimo perché mi sono persa. Siamo andati a prendere l'acqua e il pane, banane e limoni e l'alluminio perché me l'ero dimenticato a casa, ma perché ho detto tanto non mi serve, invece se mi serve. Niente, qua è partita un po' di gente oggi, 2 macchine non ci sono più e fortunatamente la signora ci ha dato una buona notizia, abbiamo la terza fila in spiaggia invece che la quarta, e quindi ci speravo quasi quasi che cambiasse un attimino la cosa, infatti terza fila. Però adesso non andremo in spiaggia, ma andremo, visto che la spesa è fatta, l'importante era prendere l'acqua. Andremo al Laguna Center e per chi mi ha chiesto dov'è il Laguna Center, da Piazza Brescia si seguono le indicazioni, si arriva direttamente, cioè ci si passa davanti, ecco, per arrivare in Jesolo però dipende da dove si arriva. Sì. Dipende da dove si entra in Jesolo, ma comunque è un centro commerciale, cercate su Google, lo trovate. Cioè noi da qua vediamo sia la M di McDonald's sia il Famila, sia la scritta Famila. Quindi niente, adesso andiamo a farci un giro lì e poi pomeriggio in spiaggia a qualche ora, non presto perché ci sarà super caldo oggi. Devo dire che ho questo vestitino, ve lo faccio vedere. Aspettate, questo che su a casa non metto mai. Mi viene chiesto perché non mi vesto così a casa, semplicemente perché non ho modo di vestirmi così, nel senso che ogni tanto mi metto questi vestitini, lo sapete, per andare a prendere il pane, ok, però non mi sento a mio agio lassù. Qui ho un caos totale, ma siamo in vacanza e quindi i piatti si lavano dopo. Andiamo. Ci sei? No. Forse. E niente, e quindi andiamo via. Non riesco a aprire la porta. Tira tu via la chiave, non ci riesco. Si era incastrata. Oggi pranzo al Mac, tanto per cambiare, visto che non eravamo ancora venuti qua, allora abbiamo deciso così. E alla fine è giunta la sera e mi sono colorata ancora un po', anche un po' bruciata, le ginocchia per me sono veramente un incubo. E comunque abbiamo cenato e niente, io non ho nient'altro da aggiungere, è un piccolo vlog semplice come tutti. Vi invito a seguirmi anche nel prossimo video vlog, che sarà un weekly, quindi vlog della settimana, e che sarà dopodomani, per andare in ordine, quindi vi ho caricato questo e poi quello della settimana. E niente, quindi vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao!